Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fratelli Cellino, la qualità è emozione. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Eletta da una platea di oltre 270 cooperatrici e cooperatori riuniti in assemblea a Cagliari, la nuova presidente regionale di Confcooperative Sardegna. Maria Grazia Patrizi, già presidente della cooperativa Primavera 83 e vicepresidente di Confcooperative, diventa la prima donna a ricoprire questa carica. Diversi temi affrontati durante l'assemblea che si è svolta nella sala convegni del Caesar Hotel. Tra questi un confronto sulle strategie per affrontare le sfide del futuro. Presente all'incontro anche il presidente nazionale di Confcooperative, Maurizio Gardini. Tutte le cooperative della Sardegna qui riunite in questa assemblea, che è anche un'assemblea di rinnovo cariche per eleggere il nuovo presidente e il nuovo consiglio regionale. L'occasione per fare il punto sui tanti elementi di criticità, sulle difficoltà che la cooperazione e le imprese stanno vivendo anche in questo territorio, dall'agricoltura alla pesca, al lavoro, alla cooperazione sociale, ma anche un momento di approfondimento per cogliere le opportunità per continuare a far sì che la cooperazione sia sempre protagonista di nuovo sviluppo per il territorio, per la Sardegna e per i sardi. Quali sono le nuove sfide per il futuro? Le nuove sfide sono sempre il lavoro, le nuove sfide sono una valorizzazione dell'agricoltura e della pesca, che sono due attività economiche fondamentali in questa regione. La sfida è la valorizzazione delle aree interne anche attraverso elementi normativi, la legge sulle cooperative di comunità, la legge sulle comunità energetiche. Le nuove sfide sono la costruzione di un nuovo sistema di welfare, sempre più sussidiario e sempre più privato, ma noi diciamo privato sociale, perché la cooperazione, il welfare cooperativo non è un welfare privato, ma è un welfare che mette al centro le persone e non i capitali, in un tratto fortemente distintivo. Maria Grazia Patrizi, oggi lei è stata eletta come nuova presidente di Confcooperative Sardegna. È soddisfatta del risultato raggiunto? Molto soddisfatta, è stato un momento formativo con tutti i cooperanti della Confcooperative, che ha dei numeri importantissimi nell'economia della nostra cara Sardegna. Siamo circa 800 cooperative in tutta la Sardegna, abbiamo 30.000 soci, 16.000 dipendenti e un fatturato aggregato di circa 700 milioni di euro. È una bella realtà, l'assemblea è stata importante perché ci ha visto partecipe di un contributo grande per pensare al nostro futuro, le sfide che ci attendono nella nostra isola in un contesto dove veramente la ricerca del lavoro è ancora un'utopia, diventa difficilissimo e soprattutto noi siamo cooperative che la maggior parte delle nostre cooperative vengono dal sociale e dobbiamo rispondere in qualsiasi campo, sicuramente il settore, ma a un problema sociale che è quello di aggregarsi per rispondere alle esigenze della comunità. Lei è stata la presidente anche di Primavera 83, di cosa si occupava e quali sono state le sfide più importanti che ha dovuto affrontare? Allora, Primavera 83 è una cooperativa sociale di produzione e lavoro. È una cooperativa che ha sempre inserito persone svantaggiate nel suo organico
persone che sono state un arricchimento per la nostra organizzazione, perché di fatto abbiamo anche l'obbligo di inserire persone, abbiamo l'obbligo del 30% di persone svantaggiate come tutte le cooperative sociali di tipo B. Dico una sfida ma una grande risorsa, perché sono persone che hanno necessità di riprendere e ritrovare la propria dignità di uomo e di lavoratore, e quindi per noi è sempre un ritorno maggiore di quello che noi diamo esattamente. Lei diventa oggi la prima presidente donna di Confcooperative in Sardegna, è soddisfatta anche di questo? Ma sì, sicuramente sono soddisfatta, spero che comunque ci sia il modo di dimostrare le capacità anche che noi donne abbiamo per lavorare insieme con la parte maschile. Non dobbiamo fare una scissione, ma bensì collaborare e lavorare insieme, perché questo va della nostra società. Quali saranno le prossime sfide da affrontare adesso? Ma sicuramente le sfide sono quelle di cercare di attirare nuovamente i giovani nella cooperazione. È un momento di crisi per i giovani soprattutto, è più facile fare imprese SRL che non una cooperativa, però io dico sempre che la cooperativa dà un valore che altre imprese non possono dare, che sono il valore della persona umana, e quindi io penso che questa sia una bella scommessa che i giovani devono mettere in campo per avere un ritorno che è più forte di quello che è il lavoro in se stesso. Si è tenuto presso la sala consigliare del comune di Quarto Sant'Elena un incontro pubblico con la cittadinanza e gli addetti ai lavori per presentare il nuovo PUL, il piano di utilizzo dei litorali, con l'intento di dare una nuova veste ai 27 km di litorale quartese, valorizzando gli aspetti turistici ambientali per salvaguardare la flora e la fauna presenti nella vasta area quartese, con l'incremento di servizi per i cittadini e i turisti, ma soprattutto gli operatori delle attività balneari. Tutta la nostra azione amministrativa ha come primo punto quello di riportare ordine in una situazione che tutti sanno che ordine non aveva e non aveva certezze. Quindi il nostro primo obiettivo, particolarmente per la parte del litorale relativa all'urbano, cioè al Poetto, è quello di riportare ordine e certezza, mentre per quanto riguarda il resto del litorale si tratta effettivamente di avere un'azione innovativa, perché il litorale è una risorsa ma è poco servito e quindi ha bisogno di un nuovo ragionamento. Tutto questo ovviamente avendo come priorità un equilibrio tra i valori ambientali e le esigenze economiche e di servizio da parte dei cittadini. Quindi nuove aree sportive, aree per il verde, ma soprattutto i parcheggi che sono fondamentali per evitare il parcheggio selvaggio. Certo, allora noi abbiamo due parti di nuovo, la parte urbana e la parte extraurbana. Nella parte urbana abbiamo fortunatamente questo bel progetto che sta andando avanti, che prevede ovviamente praticamente la conservazione di quasi tutti i parcheggi attuali, poco meno ma di fatto sono quelli. Mentre per quanto riguarda la parte extraurbana, con tutte le criticità che conosciamo, stiamo prevedendo dei parcheggi di scambio in modo tale da poter eliminare quei pericolosissimi parcheggi selvaggi lungo la costiera. Il piano urbanistico dei litorali, fortemente voluto da lei, soprattutto perché avrà una veste nuova. Sì, era un atto di programmazione atteso da tanti anni. Io ricordo che il precedente atto di programmazione risale agli anni 90, insomma, un'altra epoca, no? Non dovrei dirlo perché a quell'epoca ero sindaco sempre io, insomma. In tutti questi anni purtroppo su questo argomento c'è stata una riflessione che si è protratta troppo a lungo, no? Era necessario, assolutamente necessario, riprenderla, fare un ragionamento e soprattutto riuscire a capire, per quanto riguarda la nostra città, che cosa vuol fare del proprio litorale. Noi abbiamo fatto delle scelte, proponiamo delle scelte che sono molto precise, innanzitutto delle scelte che tendono a salvaguardare questo bene e tendono soprattutto a riconnettere la città col litorale.
Noi abbiamo una storia come città di Quartu che non ha mai compreso la parte a mare come una parte, diciamo, sentita come propria. Vi è sempre stata una distanza. Io ricordo che la strada che collega il centro urbano col Poetto è una strada della fine degli anni 60, quindi no, è la strada della modernità, quindi era una città completamente staccata dal resto del litorale, e le stesse infrastrutture, le stesse, diciamo, la stessa presenza che vi era nel territorio che guardava verso il litorale, verso la zona di Flumini, era un territorio che era una presenza che guardava più ad un territorio agricolo che non marino. Ecco, il nostro tentativo è quello di cercare di mettere ordine a tutto quello che poi è accaduto, cioè una ripresa di contatto col litorale, però in maniera disordinata e non organica. Una scelta di fare questa presentazione con il pubblico, con gli addetti ai lavori, perché di base questo pool, questo piano prevederà anche la salvaguardia della flora e della fauna di 27 km di litorale. Senza dubbio, insomma, noi adesso siamo in una fase che prevede le osservazioni da parte dei cittadini, alle quali il Consiglio Comunale dovrà rispondere puntualmente con dei sì o con dei no. Noi abbiamo voluto, ecco, far precedere questa fase, l'elaborazione di questa fase, con il mettere a disposizione anche di coloro i quali sono portatori di interesse sul litorale di quella che è la nostra visione, di quello che è il nostro spirito. I pilastri sono sostanzialmente due, cioè quello di salvaguardare l'ambiente, quello di non, come si dice solitamente, privatizzare tutto l'arenile. Io ricordo che noi prevediamo un numero di concessioni che è al di sotto di quelle che avremmo potuto prevedere, quindi lasciamo grande spazio alla spiaggia libera, no? alla fruizione libera, e poi quello che intendiamo fare è anche potenziare dal punto di vista ludico-ricreativo anche i servizi, dal punto di vista sportivo, ma anche da altri punti di vista, e garantire l'accessibilità a tutte le categorie del litorale. Appunto. Una cosa che mi ha colpito molto, i bus navetta per aiutare i parcheggi, è un qualcosa che era nell'immaginario da anni, e quello aiuterebbe a salvaguardare, ma soprattutto evitare il parcheggio selvaggio. Questo sì, questo è un grande obiettivo. Naturalmente la competenza dei trasporti non è una competenza comunale, è una competenza che viene esercitata per quanto ci riguarda dal CTM, di cui noi siamo soci minoritari ma soci, e che deve essere sempre autorizzata dalla Regione. Insomma, noi da anni che chiediamo l'attivazione di questi servizi, speriamo che si entri nell'ottica e in una visione che sempre di più prevede queste possibilità. Approfitto dell'occasione per chiederle, qualche mese fa durante una convention del suo movimento politico al CISAR lei era un papabile candidato alla presidenza della regione, poi cosa è successo? Beh, insomma, non venivo creduto allora, non vengo creduto oggi, insomma, non sono mai stato un papabile candidato alla presidenza della regione. Primo perché nessuno me l'ha mai chiesto, ma poi soprattutto perché io avevo una visione nell'affrontare il governo della regione che non mi pare sia stata, diciamo, colta e apprezzata come utile da una maggioranza di persone, di movimenti, di partiti e così via dicendo. Comunque va bene, insomma, le elezioni sono un momento importante, hanno avuto il loro esito, naturalmente noi speriamo che ci sia una svolta, non tanto e non solo rispetto al governo precedente, il punto non è questo, a me interessano poco queste cose, ci sia una svolta che consideri le grandi sfide che la Sardegna ha davanti e sulle quali non possiamo nasconderci. Da questo punto di vista il mio auspicio è sempre lo stesso, insomma, io credo che sulle grandi questioni, su quelle 4 o 5 grandi riforme, a partire dalla sanità, di cui la Sardegna ha bisogno, credo che tutti debbano collaborare, e questo è il mio auspicio.
Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Esiste una terra famosa per il suo grano, dove da generazioni si tramanda l'arte della macinazione, che una famiglia ha trasformato nel metodo Alma a doppia decorticazione. Alma, dal latino anima, perché macina solo l'anima del chicco, quella più pura, che dà alla pasta un colore brillante e un gusto intenso. Così nasce la nuova pasta Cellino. Fratelli Cellino, Mastri Mugnai, dal 1955. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia è di casa. Difficile rapporto con le banche? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Grazie agli impianti innovativi e al costante sviluppo tecnico recuperiamo oltre il 70% dei rifiuti da noi gestiti. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Buonasera Valerio, Arte a Cagliari, una pittura che colpisce, colori, sensazioni, umori dell'artista Alessia Mancini. È stata modella, ha fatto tante cose, si è innamorata della Sardegna, ce lo racconterà, siamo alla Manifattura Tabacchi. Alessia, note cromatiche, cosa significa arrivare a Cagliari con questa mostra all'ex Manifattura Tabacchi? Note cromatiche è un'idea che nasce dal fatto che io ami sia molto la musica che l'arte, quindi volevo creare un qualcosa che unisca queste due cose. Ho creato praticamente su un violino e su dei violoncelli delle opere e ho scelto il violino proprio perché rappresenta lo strumento classico per eccellenza e anche ricorda il corpo di una donna. Da qui nasce il messaggio che voglio dare, che è quello comunque che la donna, che è rappresentata dal violino in questo caso, e l'uomo è rappresentato dal quadro, per far sì che una donna possa raggiungere quel coinvolgimento con un uomo, bisogna saperla toccare, visto che è un essere molto delicato e profondo, soprattutto all'interno piuttosto che all'esterno. E qualora ci fosse questa cosa, questa bellissima emozione, si crea questa magia che si uniscono, si fondono e si crea un unico corpo. Amasia, sì, sensazioni, quindi quel tipo di emozioni che può suscitare l'arte. Sì. La cultura che accompagna e che ha un perimetro larghissimo e si sposta nel tempo, con le persone, con i luoghi. Perché Cagliari? Perché la Manifattura Tabacchi? Cagliari è una città che ho iniziato ad amare quando l'ho conosciuta per la prima volta 3 anni fa.
Sono venuta qui in memorial di Giampiero Galeazzi, un bellissimo torneo di padel. Sono una grande sportiva, quindi sono venuta molto volentieri. In quell'occasione partecipai come madrina. E la manifattura tabacchi ho cercato un posto dove potessi rappresentare al meglio le mie opere, cercavo proprio un posto culturale. Mi hanno comunicato che qui si fanno parecchi eventi culturali e quindi ho detto perché no, proviamo a chiedere se è possibile e mi hanno accolta, quindi sono felice, sono riuscita a venire in una città che amo, che sto frequentando anche adesso in particolar modo e spero insomma che piaccia molto questa mostra. Alessia Mancini è una personalità artistica complessa, fatta di tante sfaccettature, sì. Modella, quindi le passerelle, quindi le esibizioni, il mondo dello sport è quello dei grandi campioni, Roma e la sua mondanità. Adesso un artista che sta coniugando delle opere d'arte e che si collocano in un panorama complicato, molto competitivo. Qual è la vera Alessia Mancini oppure è un tutt'uno di queste? Ma diciamo è un tutt'uno. Io nasco come sportiva, come artista. Per quanto riguarda l'arte ho sempre fatto tutto ciò che riguarda l'arte, dalla cucina al trucco, al canto, alla recitazione, alla moda e anche lo sport, quindi Alessia è un tutt'uno. Amasia invece, Amasia è proprio un'artista rivolta solamente al mondo dell'arte e della musica in questo caso. Quante opere ci sono qui alla Manifattura? E poi una curiosità che può apparire banale, ma almeno a mio avviso non lo è. Un quadro, un violino di questa levatura, quanto tempo ti porta via? Dipende dall'ispirazione, dipende da tanti fattori, principalmente un'opera, non in questo caso, 15 giorni, 20 giorni, sì, però dedicandoci molte ore tutti i giorni. E butti disfi come Penelope e rifai oppure vai dritta per dritta su quello che è l'intendimento del dover arrivare a questa alchimia uomo-donna? Come sei fatta? Ah, ok. Un'opera la porto avanti sempre molto distinto, non penso mai, perché ho provato a pensare tante volte e vengono cose un po' troppo costruite. Io non sono per niente costruita, sono molto istintiva e quando agisco e dipingo distinto esce fuori la vera Amasia, la vera artista. Chiudiamo con Amasia artista. Quali sono i suoi colori preferiti? Qual è il tipo di tempera che piace di più? I miei colori preferiti sono quelli della natura all'alba, quindi tutti i turchesi, anche del mare, del cielo, turchesi, celesti, blu, tutti i colori freddi e poi il tramonto. Un arancione caldo, un salmone, sfumature del giallo, questi qua. Amasia, in bocca al lupo. Crepi, grazie. All'inizio si chiamava Animamente, ma nel 2020 diventa Kento Zeniasa, che come associazione propone alla Fondazione Sardegna un progetto, Mastros. Il progetto viene finanziato e così ogni anno da tutta la Sardegna arrivano allievi che partecipano ai corsi organizzati nei piccoli centri dell'Alto Ristanese. Kento Zeniasa nasce nel 2020 e nasce come associazione culturale. Ha ereditato sin da subito un progetto, il progetto Mastros, che a suo tempo Animamente presentò alla fondazione che lo riconobbe valido e quindi lo finanziò. Mastros è un progetto finalizzato alla tutela e alla promozione degli antichi mestieri, in particolare degli antichi mestieri dell'Alto Oristanese. Noi oggi ci troviamo a Sordì grazie all'amministrazione comunale di Sordì che ci ha concesso questa struttura che dopo aver condiviso e creduto il nostro progetto. Col Mastros noi portiamo avanti appunto la tutela di quel patrimonio identitario che oggi è a rischio di oblio o comunque a rischio di dimenticanza e proponiamo le vecchie attività, in particolare il pane, i dolci e la pasta della tradizione, l'intreccio di asfodero, l'intreccio di canna, i diverse tipologie di ricamo e tanti altri mestieri. In questi anni abbiamo avuto il piacere di ospitare nei nostri corsi tantissime persone e con i corsi ci proponiamo
proponiamo un duplice obiettivo, quello di tutelare, di promuovere gli antichi mestieri, ma anche quello di creare momenti di aggregazione dove le persone interessate alla riscoperta di alcuni mestieri poi si ritrovano anche per socializzare e per vivere momenti in cui ci si scambiano esperienze appartenenti alla propria realtà e alla propria provenienza, perché i nostri corsi sono in particolare frequentati da persone che provengono da tutta la Sardegna. Il proposito è quello di portare avanti anche per i prossimi anni questa attività, che avrà poi un suo momento particolare a fine maggio e primi di giugno, dove abbiamo in programma la realizzazione del Festival degli Antichi Mestieri, nonché la presentazione di un libro che Quinto Zenias ha curato attraverso una sua socia, la dottoressa Stefania Sanna, e che presenteremo proprio in quell'occasione. Il libro che tratta dei nostri mestieri e rappresenta quello che era uno spaccato della vita quotidiana nella nostra realtà. Abbiamo cercato di portare avanti questa iniziativa indipendentemente dalla compartecipazione di comuni o altro. Il nostro sostegno finanziario lo abbiamo trovato nella Fondazione di Sardegna, che ripeto ha riconosciuto valido il nostro progetto, nonché nel Comune di Sordì, che ripeto ancora, riconoscendo valido il nostro progetto, ci ha messo a disposizione questa struttura. Abbiamo chiesto in passato il supporto di altre istituzioni che però si sono dimostrate particolarmente non interessate a questo tipo di attività. In occasione della propaganda elettorale, della campagna elettorale, lasciavano intendere che ci sia e che ci sarà questo interesse da parte della prossima giunta regionale. È un auspicio che noi esprimiamo, perché abbiamo veramente bisogno delle istituzioni che si occupano e soprattutto si prodighino per tutelare quello che è un nostro patrimonio, che è il nostro patrimonio identitario, che ripeto a oggi è a rischio veramente di oblio. Cofimer, Consorzio di Garanzia Collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Non c'è solo il credito bancario. Con i mini bond e le cambiali finanziarie coperti dal fondo di garanzia, i tuoi progetti trovano nuovi investitori che credono in te. Contatta Spheres. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Setrand, settore ecologia. Siamo in grado di attivare il servizio di pronto intervento ecologico in caso di emergenza e con potenziale contaminazione delle matrici ambientali. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna.
Un torneo che conferma intanto la centralità del Tennis Club Cagliari nel movimento isolano, ma anche una delle perle del movimento nazionale. Siamo col presidente della Federazione Italiana di Tennis e Padel, Angelo Binaghi. Presidente, per lei è sempre un motivo di soddisfazione, oltre che essere a casa sua, portare sempre il sole e portare anche bene agli eventi tennistici in Sardegna. Sì, insomma il sole è abbastanza facile, anzi forse ce n'è anche un po' troppo, bisognerebbe che piovesse un po' di più. A parte gli scherzi, un grande torneo, c'è un entry list di tutto rispetto. Torna il vincitore dello scorso anno, Humbert, che nel frattempo è diventato il numero 14 al mondo. Ci sono tutti gli italiani, tranne Sinner che non può giocare. Si sono iscritti Berrettini, Fognini, Darderi, Sonego, Arnaldi, Nardi, Cobolli, insomma abbiamo mi sembra 9 giocatori fra i primi 100 e 8 si sono iscritti, poi ci sono grandi giocatori del calibro di Shapovalov, Goffin che è stato tra i primi 10 al mondo, naturalmente è un cast di eccezione perché il torneo, come sappiamo, è incastonato fra Madrid e Roma, ma proprio per questo bisogna, per l'entry list definitiva, aspettare di vedere cosa succede nei primi 2 turni di Madrid, perché naturalmente può venire solo chi perde a Madrid, però insomma a parte Humbert che è testa di serie, forse Musetti, ma dipende da che cosa fa Monte Carlo, tutti gli altri per rimanere in gara a Madrid dovrebbero battere una testa di serie, quindi insomma credo che in definitiva sarà un entry list mondiale, insomma per un challenger credo probabilmente la migliore al mondo e soprattutto ci sarà una partecipazione italiana finalmente nutrita. Per l'Italia questo è un momento particolare, anzi il più particolare nella storia del tennis italiano, insomma ogni settimana ce n'è una, adesso oggi stiamo festeggiando il ritorno alla vittoria di Berrettini a Marrakech, quindi recuperiamo anche lui. Ieri Musetti ha battuto Fritz, un giocatore che è stato fra i primi 10 e che ha giocato anche qua a Cagliari l'ATP 250. Abbiamo tanti giovani tra i 22 e i 23 anni, anche qualcuno più giovane come Nardi che il mondo ci invidia e che stanno facendo risultati straordinari, quindi sarà un bel banco di prova e una bella vetrina anche per il tennis italiano. Dopodiché organizzare un torneo di tennis internazionale in Italia in questo momento mi sembra un bel momento. Oggi su Repubblica ho letto una indagine della società Demos che dice che gli appassionati di tennis in Italia in questi ultimi anni sono raddoppiati, abbiamo superato l'automobilismo, la Ferrari, abbiamo di fronte a noi solo il calcio, neanche tanto distante. I dati dicono che il 40% degli italiani sono appassionati di tennis e seguono il tennis, il calcio è al 53%, però noi siamo... Siete lì insomma e poi... No, siamo ancora un po' distanti, ma il nostro momento in prospettiva non è paragonabile a quello del calcio. Ecco, stiamo in Italia che è una cosa molto carina, questi risultati dopo la Davis, dopo Sinner, insomma sono numeri inconfutabili, però ce n'è uno, questo dei 9 italiani nella top 100. C'è un lavoro dietro, c'è tutta una visione. Quale può essere il futuro, l'oggi e il domani? Dunque, in qualche momento ne abbiamo avuto anche 10 nei primi 100 e poi ne abbiamo avuto 20 tra i primi 200, adesso mi sembra che ne abbiamo 18. Però rispetto alla volta precedente questi valgono di più perché, come ho detto, tranne Fognini e in parte Berrettini sono giovani, 21, 22, 23 anni, quindi rappresentano il futuro. Noi siamo nel momento più alto della storia del tennis italiano perché abbiamo vinto, siamo campioni del mondo con la Coppa Davis, vice campionesse del mondo con la Billie Jean King Cup, abbiamo vinto uno slam, 3 Master 1000 perché uno l'ha vinto anche la Paolini, 2 li ha vinti Yannick.
Tutto questo negli ultimi 6 mesi. Abbiamo vinto 3 ATP 500, 2 ATP 250, abbiamo il numero 2 del mondo. Nel femminile mi sembra che la Polini sia numero 14, ma soprattutto rispetto a situazioni analoghe come quella che si è verificata negli anni scorsi in Svizzera con Federer o in Serbia con Djokovic. Questa non è una meteora, come dicevi tu, ma dietro c'è una generazione di ragazzi straordinari. Dico di più, c'è un movimento femminile che va molto bene e c'è soprattutto anche una situazione organizzativa con gli internazionali d'Italia, le ATP Final, che è supportata da un entusiasmo e da una popolarità che il nostro sport sta avendo in Italia, che è fuori dal comune, inimmaginabile per noi, ma di assoluta eccezionalità anche in tutto il mondo. Una battuta, gli internazionali d'Italia che sono diventati una macchina da guerra, no, meglio non citare la guerra, ma comunque una macchina che funziona, efficiente, performante. Quali sono a oggi, qual è il check, qual è la fotografia, abbonamenti sempre in crescita, richieste di biglietti, visibilità mediatica mondiale? Beh, c'è un dato che ci preoccupa perché rispetto al record dello scorso anno abbiamo un incremento del 35%. Non solo, ma per la prima volta a mia memoria i biglietti della finale e della semifinale si sono esauriti 2 mesi prima e quindi siamo seriamente preoccupati per quello che potrà succedere se Yannick va avanti, ma siamo anche preoccupati per i primi giorni del torneo in cui avevamo, adesso sarà di più, mediamente 30.000 presenze al giorno, perché abbiamo un numero di giocatori italiani importante, giocheranno in tabellone almeno 10 italiani, significa che non potrai riproteggere tutti i giocatori italiani sui 2 campi principali. Questo significherà che Berrettini, Fognini, Arnaldi potranno giocare sui campi secondari e l'impatto con la quantità di pubblico che c'è potrà essere difficile da gestire. Per questo siamo impegnati con Sport e Salute, stiamo cercando di studiare una serie di accorgimenti che consenta di minimizzare l'impatto e consentire uno svolgimento regolare degli incontri e anche un'esperienza positiva per gli spettatori che vengono a vederlo. Renato Arba, presidente del Tennis Club Cagliari, soddisfazione e anche tanto lavoro. Da quanto siete all'opera per essere pronti per il torneo? Ma noi siamo veramente orgogliosi e felici di poter ospitare anche quest'anno questo Sardegna Open che appunto vedrà impegnati i nostri migliori atleti e anche una nutrita partecipazione di giocatori di altissimo livello anche stranieri. Noi sicuramente metteremo a disposizione tutte le nostre risorse, anche dei ragazzi, dei raccattapalle e comunque tutta la logistica, perché desideriamo e speriamo che per una migliore riuscita di questa organizzazione, che come è ovvio che sia, verrà molto pubblicizzata e comunque sarà una vetrina molto importante non solo per il nostro club ma anche per tutta la Sardegna. Un lungo applauso ha trattenuto gli interpreti della performance teatrale L'anatra l'arancia sul palco del Teatro Gaudio Oristano per molti minuti. Applausi meritati per i 4 attori, tutti interpreti principali, che per quasi 3 ore hanno tenuto vivo il pubblico presente, ovvero un tutto esaurito che però conta una miseria di 280 posti, tale la capienza del Teatro Comunale della cittadina di Eleonora. Situazione che non è sfuggita a Emilio Solfrizzi, che al termine della serata ha augurato al caldo pubblico di poter disporre quanto prima di una struttura commisurata alle attese degli oristanesi. Dal punto di vista artistico, una prestazione di alto livello che ha visto alternarsi sul palco 4 professionisti impegnati nel difficile compito di rendere esilaranti delle situazioni di vita anche deprecabili, come il tradimento coniugale di un impenitente Solfrizzi.
In teatro il giudizio del pubblico è un giudizio immediato, è un giudizio che non fa sconti. Tu ti puoi sentire bene, male, puoi avere i mutui, puoi essere stato lasciato dalla moglie, ma quando si entra in scena lo spettacolo è lo spettacolo e tu sei in un altro viaggio, per cui la differenza tra il teatro e il cinema è l'immediatezza. Non ci sono filtri, non ci sono barriere. A teatro è come se il pubblico ti chiedesse i documenti, come a dire: chi sei? Faccio vedere che cosa vali. E questo, devo dire, è una molla in più per farlo, è ciò che rende il teatro unico. Chi viene a vedere lo spettacolo stasera, se lo avesse visto ieri avrebbe visto un altro spettacolo. La magia del teatro è che è assolutamente irripetibile. Invece al cinema ci puoi applicare la semiotica, nel senso che lo puoi analizzare un testo cinematografico, perché è ripetibile, invece il teatro è irripetibile. Per un attore credo che sia un banco di prova molto, soprattutto questa commedia, perché gioca molto sull'espressione, sul riuscire a far diventare il personaggio simpatico, antipatico, un traditore e un figlio di buona donna. E poi alla fine, diciamo così, c'è una sorta di che l'amore prevale. Beh, il personaggio che interpreto in questa commedia si chiama Gilberto. Gilberto è un personaggio affascinante, un personaggio vincente, è uno scacchista straordinario, è un tennista straordinario, insomma è un personaggio insopportabile, come si direbbe oggi, perché è tutto ma troppo, è tutto troppo, per cui è un personaggio che ogni attore vorrebbe interpretare, perché nessuno di noi può essere troppo. Io per esempio ci avrei delle persone intorno a me che non me lo permetterebbero, ecco, seppure lo fossi. Però la sfida ovviamente è quella di rendere questo personaggio antipatico. Un personaggio insopportabile potrebbe essere molto antipatico, invece empatico. Questo è un testo davvero rivoluzionario, perché in tempi come quelli che viviamo, in cui ci si lascia attraverso un SMS, attraverso i social, questo è uno spettacolo che racconta di una coppia che sta insieme da tantissimi anni e che, pur sembrando che tutto va a scatafascio, che tutto ormai è consumato, che non ci sia più nulla da recuperare, invece ci sono due persone che lottano per un amore che c'è, e alla fine l'amore trionfa. E devo dire che questa tournée, che insomma è stata accolta in maniera straordinaria dal pubblico, testimonia che il pubblico ha proprio voglia di belle cose, ha voglia di vedere. Insomma, devo dire che i teatri sono pieni, anche se un po' dispiace, ecco, ad Oristano avere un teatro con una possibilità di capienza maggiore invece rispetto a quella che poi siamo costretti ad avere. È un peccato, perché tanta gente invece rimane fuori. Se qualcuno si fa un giro per la città, c'è tanta gente che insomma cercherebbe i biglietti. Avremmo fatto volentieri 2 date, 2, 3, 4 date, 5 date. Trasferiamoci in Sardegna. C'è una grossa differenza tra il film, l'avrà già detto Emilio, ma insomma c'è una grossa differenza tra il film e il testo teatrale. Quindi noi abbiamo in realtà ripreso il testo teatrale con un lavoro sul testo che è stato fatto per attualizzare un po', e con la valorizzazione di quelli che sono gli aspetti di Emilio, che è un comico un comico, non lo so, sì, sicuramente naturale, ma sicuramente esperto. Ecco, io dopo tanti anni che mi sono state proposte tante cose, ma in teatro non ci volevo venire se non a fianco di una persona così come Emilio, da cui si può imparare molto, o con un testo particolarmente interessante. In realtà questo più che altro è una sfida, perché riportare un classico e riflettere sulla bassezza umana, ridere delle proprie bassezze e riportare la risata in questo momento in sala mi sembrava, dopo il Covid, non parliamo più del Covid, l'abbiamo dimenticato perché ci sono state le guerre, quindi c'è stato il Covid che era una guerra interna, poi c'è stata la guerra esterna, e quindi mi sembra che la risata sia un momento liberatorio e necessario. Chiaramente io mi sento quella che, cioè diciamo che Lisa all'interno dello spettacolo è quella che carica la drammaturgia, quindi è lei che porta avanti la drammaturgia dal punto di vista del peso, della verità, mentre Gilberto, che è Emilio, è quello che mette la moglie dentro questa partita di scacchi e la batte, però con tutti i mezzi dell'istrione e del comico. Quindi ognuno ha poi questi caratteri che si devono compensare, sempre sulla base di una
di una verità, perché io sono un'attrice così, mi piace portare comunque degli sbalzi ma anche una cifra di verità in cui le persone possano per un attimo dire oddio, ha detto però in tutto questo comico ha detto però una cosa su cui forse devo riflettere, e quindi così. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Nessuno lotta per la tua impresa? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Fratelli Cellino, mettiamo la nostra qualità in buone mani. La farina per i professionisti. Nuovo mulino, nuove farine. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Lo skipper cagliaritano Andrea Mura è tornato in Sardegna con il terzo posto conquistato alla Global Solo Challenge, il giro del mondo in solitaria, con la sua imbarcazione Vento di Sardegna durato 4 mesi. Il velista cagliaritano è diventato il quinto italiano di sempre ad aver doppiato senza mai fermarsi Capo Horn in solitaria, in assoluto il primo sardo a compiere l'impresa. Una grande accoglienza in aeroporto a Elmas e alla Unipol Domus. Durante il pre-gara del Cagliari Calcio, Mura è stato omaggiato con una speciale maglia rosso-blu personalizzata con la scritta Rombo di Vento in onore di Gigi Riva. Buonasera Valerio, buonasera telespettatori di Panorama Sardo. Questa sera abbiamo raggiunto il velista Andrea Mura, reduce dal Giro del Mondo in solitaria. Siamo nella sua veleria. Benvenuto Andrea, è un piacere di averti in Sardegna. Grazie, grazie di cuore, anch'io ben contento di essere tornato sano e salvo a casa dopo 120 giorni. Io invece che partire dall'inizio partirei dall'arrivo, diciamo così. Sei arrivato alla Corugna dopo 120 giorni, migliaia di miglia percorse e tante situazioni da risolvere. Sì, una lista lunghissima. A ripercorrere tutto ricordo quasi perfettamente ognuno di questi 120 giorni, dalla partenza all'arrivo. Emozioni davvero estreme, molto molto forti, tra bonacce, burrasche, onde enormi, caldo, freddo, 2 volte l'equatore, blackout elettrico, ne ho avuto di tutto e di più. Infatti mi ero anche ironicamente soprannominato Meg Mura, abituato ad aggiustare tutto ed è andata bene, insomma, in questa impreparazione causata dal tempo che non c'era, perché mi ha deciso all'ultimo di partecipare, è andato, devo dire, tutto bene, come spesso dico, insomma, mi sono sentito miracolato.
Il vento di Sardegna nell'immaginario ha plasmato questa regione, a noi piace dire il continente Sardegna per quanto riguarda le coste, per quanto riguarda le biodiversità. Il tuo vento di Sardegna ti ha accompagnato dalla Corugna e ti ha riportato sano e salvo. Sì, era il mio sogno di sempre, quello di promuovere la Sardegna, i quattro mori attraverso questo vettore di attualità che è appunto la barca in tutti gli oceani del mondo, ed era per me un grande orgoglio, una grande sfida, un grande sogno, e si è realizzato. Insomma, io Vento di Sardegna l'avevo acquistato sperando di poter fare un giorno il giro del mondo. Ho iniziato la Rotary Room, la Jacques Vabre, tutte queste regate oceaniche come la Ostar, vinta 2 volte, la Quebec Saint-Malo, però erano tutte regate di 2 settimane, attraversamento dell'oceano, che già non era poco, però il giro del mondo, che erano 16 settimane, è un'altra cosa. Quindi è stata la ciliegina, insomma, il picco di la punta di questo lungo percorso di passione del mare, amore per il mare, è stato meraviglioso, insomma, quindi ora mi sento appagato, però questa è stata una regata, come dire, anche un po', l'importante qua era finirla, più del risultato sportivo, ora mi piacerebbe ripeterla coi coltelli in bocca. I social ti sono stati, diciamo così, d'aiuto per comunicare col mondo esterno, con la tua famiglia, col tuo staff, con tutte le persone che ti supportavano durante la navigazione. Asibiri è diventato un tuo claim, possiamo dire così. E anche il saluto, per questo è il saluto nuragico, quindi sì, bello, era un modo simpatico e carino per concludere, penso, ogni videoclip e trasmettere comunque nel mondo una parola semplice ma di grande effetto, e comunque una parola millenaria. Vogliamo ricordare che Vento di Sardegna, il padrino di Vento di Sardegna è Gigi Riva. Tu eri in navigazione quando sicuramente con ovviamente il fuso orario hai saputo la notizia. Lì cosa hai provato? Mi sono messo a piangere, quando me l'hanno comunicato mi sono messo a piangere, ho fatto subito un videoclip comunicando un po' la mia commozione, anche perché Gigi era un caro amico e lui non era avvezzo a cerimoniali, inaugurazioni, invece per Vento di Sardegna aveva scelto, accettato di battezzare la barca e diventare il padrino. Quindi per me è stata una cosa bellissima e lui in quel momento ha deciso di salire a bordo, e quando è venuto a mancare per me era comunque ancora a bordo, e sono sicuro che da lassù ci abbia, parlo di me, della barca, ci abbia protetto da situazioni veramente brutte che abbiamo incontrato in questo lungo percorso, in questa lunga maratona, e mi sono sentito, quando dico miracolato, è perché non è stato soltanto lui, ma sicuramente lui ha dato una mano, anche perché ne sono successe talmente tante, e dico, può andarti bene una o più volte, ma non tutte le volte. I problemi ci sono stati, ma sono avvenuti quando erano più risolvibili, tipo il blackout che sarebbe dovuto accadere in piena burrasca, anzi in tempesta, e invece è avvenuto dopo, quando il tempo si era calmato. Ecco, perché non è avvenuto? Se fosse avvenuto 2 giorni prima mi sarei trovato veramente nei guai seri. Invece, arrivato col tempo un po' calmato, ho potuto fermare la barca e risolvere il problema. 3-4 ore fermo e l'ho risolto, ma diversamente no, per cui miracolato. In una navigazione così importante hai anche incontrato Nettuno. Sì, a parte che è una tradizione quando si passa l'equatore. Io l'avevo già passato la prima volta, io l'avevo già fatto, però era anche un modo simpatico di comunicazione anche per i bambini, fargli conoscere Nettuno e fare questa, insomma, sono dovuto studiare un po' la regia e fare i vari videoclip eccetera, è stato divertente. Infatti poi è andato bene una volta, allora poi si è ripetuto anche una seconda volta quando era, mi sembra, a Capo Horn, e poi di nuovo al secondo equatore, quindi ci ha messo in mezzo anche la Bottariga e l'ultimo l'ho fatto anche un po' in sardo, che appunto lui veniva per la Bottariga, e poi anche prima dell'arrivo, sì, che si è complimentato, quindi loro si divertivano, e quindi mi faceva piacere trasmettere questa emozione. Tu hai dovuto fondere il tuo essere un atleta con tanta esperienza anche al tuo ruolo di padre in solitaria, diciamo così.
Sì, poverini, loro e la mamma sono rimasti dispersi per 4 mesi e i bambini hanno sofferto parecchio la mia assenza, quindi ho cercato di alleggerirla con queste piccole scenette, insomma, questi videoclip, sono divertiti. Normalmente un atleta si fonde col suo strumento che serve alla sua performance. Tu sembrava, da quello che arrivava ovviamente dalle pubblicazioni dei social e dalle comunicazioni ufficiali che arrivavano qui a terra, che tu fossi tutt'uno con la barca. I problemi, o meglio le situazioni che hai dovuto risolvere, era come se le risolvessi su di te. Sì, è così, quando stai tanto tempo a bordo, chiaro che lì subentra anche l'esperienza, voglio dire, in una vita dedicata alla vela, però quando ti trattieni così tanto a bordo diventi un tutt'uno, la cosa si fonde e ho risolto problematiche complesse, molto complesse in tempo record, veramente, a volte poi dopo mi domandavo come ho fatto, era spirito di sopravvivenza e lì veramente è venuto fuori il meglio del meglio. Soprattutto in questi blackout elettrici, dove ero anche in chat e in contatto con gli specialisti, però alla fine loro stavano con le mani nei capelli che non sapevano più da che parte, e il problema li ho risolti io alla fine. Loro hanno mandato qualche input e poi ho fatto la ricerca a bordo col tester e sono arrivato molto velocemente alla soluzione del problema, quindi è stato bello. Mi è costata anche una disidratazione all'equatore questa, che mi ha fatto perdere la vista per un paio di giorni. Poi risolta con una cura strong di potassio e magnesio, però davvero non vedevo più nulla, non leggevo più neanche gli strumenti, ero proprio a vista appannata perché è arrivato dopo qualche giorno. Ero in contatto con la clinica Columbus di Milano che mi stava sostenendo un po' in telemedicina e mi hanno detto appunto la disidratazione si sta facendo sentire in ritardo e quindi la risolvi così. Infatti poi prese queste bustine che avevo a bordo, passato tutto in 24-36 ore, ho ripreso la vista a pieno. Oltre alle bustine, l'hai nominata prima, c'era la bottarga, insomma, che è stato una buona sussistenza. Assolutamente, sì, infatti era un po' il mio piatto primario, pasta alla bottarga, anche perché in polvere la sbucci, butti dentro, giri e non avevo molto tempo per fare piatti succulenti, quindi a volte mangiavo pasta in bianco, aglio e peperoncino, cose semplici, avevo l'aglio in polvere, peperoncino, giravi, pronta. Olio buono comunque a bordo e quindi mi sono nutrito così, sì, fondamentalmente buona colazione, buon pranzo e a cena tra liofilizzati, zuppe, i minestroni, varie, quelle già pronte, me la sono un po' cavata, ma la cambusa bella carica, anche perché il palato un po' aiuta la mente, mangiare le cose buone, le cose che ti piacciono e non sai mai se prendi 5 di quello, 5 di là e poi finisce quello, lo volevi ancora, non c'è più, quindi tanto 3-4 buste di roba in più, che poi la metà è andata anche un po' a male perché sono state delle vie d'acqua interne, quindi si è inumidito tutto e mi sono bagnate fette biscottate, tante altre cose, però per fortuna ce n'era in avanzo, quindi poi ho messo tutto a essiccare, ho recuperato anche un po' di roba, rotoloni di carta a strappo, si erano impregnati e li ho messi al sole e sono essiccati perché la barca si era allagata, ha avuto diversi allagamenti all'interno. Il giro del mondo è così, queste cose ne capitano. Una navigazione così intensa, così wild, possiamo dire, così anche selvaggia, tra burrasche, tempeste, cambiamenti di vento, la ricerca soprattutto del vento, però ci sono stati anche degli incontri che tu ci hai donato con i tuoi video, con le tue pubblicazioni, di qualche uccellino, ma anche di un animale che si è affiancato a Vento di Sardegna, ce lo descrivi? Parli del beluga, non era un beluga, aveva il muso del beluga, il colore era grigio, era lungo circa 15 metri come la barca, con una pinna molto piccola, appunto questo muso rotondo, planava sulle onde mentre io surfavo, non ho mai visto delfini o animali simili correre a quella velocità e mi ha un po' spaventato per le dimensioni perché non capivo le sue intenzioni. Poi si è affiancato alla barca, è rimasto lì un paio di minuti, è andato via, ma non sono riuscito a fotografarlo perché usciva giusto un attimo, se ne vedeva un pezzettino, io lo intravedevo ma avrei dovuto avere uno scatto continuo a poterlo riprendere. Sì, è stato un momento bello ma anche un po' spaventoso perché ripeto, un colpo di coda ti sfonda tutto.
Dunque è andata bene. Invece no, uccellini a bordo, belli venuti a riposare. No, un'altra cosa che non ho filmato il giorno perché ero un po' nervosito da varie situazioni, sono stati dei gabbiani che si sono messi sopra la barca camminava e loro stavano sopra proprio in parallelo dall'altro, infatti poi mi hanno lasciato anche il regalo da sopra e mentre la barca passava i pesci volanti partivano così perché era pieno di pesci volanti e loro aspettavano che i pesci volanti partissero di fianco per buttarsi giù a kamikaze e prenderli. È stato uno spettacolo durato un paio d'ore, me lo sono proprio visto in diretta, viaggiavano rasenti all'acqua in acquaplani, in questi uccelli, penso a una velocità di oltre 100 km/h, riuscivano a prendere uno ogni tanto perché i pesci volanti erano velocissimi, è stata una bella cosa, era vicino abbastanza all'equatore credo. Il tempo a nostra disposizione sta per scadere, sì. Ti chiederò qual è il tuo prossimo obiettivo, la tua prossima sfida, però come uomo di mare devo anche chiederti che tu hai anche attraversato un tratto di mare importante dove c'era comunque inquinamento. Sì, la prossima sfida mi piacerebbe fare il Vendée Globe, quindi cercherò di battere il ferro adesso che è caldo e sperare di trovare qualche sponsor che mi accompagni in questa nuova avventura, con una nuova barca, una nuova scuderia, un nuovo team per i prossimi 4-5 anni e per portare a casa un risultato molto importante che nessun non francese è mai riuscito perché solo i francesi hanno vinto il Giro del Mondo sino adesso e quindi questo è il prossimo obiettivo. E poi sì, l'inquinamento è stato molto forte riguardo questi sargassi, queste alghe che continuano a crescere per l'innalzamento delle temperature e stanno infestando tutti i mari e penso che se continua così da qui a 10 anni non si potrà più navigare a vela perché sarà una moquette totale solo le navi potranno navigare per falciare con le eliche queste alghe che crescono in superficie, quindi non lo so come si potrà contrastare questa situazione. E poi correre anche con le mie vele al Vendée Globe, insomma abbiamo fatto la regata, le vele le realizzate qui nel parco di Molentargius. Tutto sardo? Tutto sardo, sì, 3 su 6 perché non c'è stato il tempo di farle tutte nuove, né tempo né budget, ci siamo un po' arrangiati, però 3 le più importanti le abbiamo fatte nuove, sono praticamente perfette, anzi una si è anche rotta ancora a sud del Madagascar e l'ho lasciata così per altre 15.000 miglia fino all'arrivo ed è rotta, ma non è niente di... cioè le nostre vele sono molto robuste, quindi è rimasta così e la ripareremo quando tornerò qua. E dunque è una grande soddisfazione che sono il motore della barca, da noi progettate, costruite, non per fare pubblicità, ma proprio è un orgoglio, un vero orgoglio sardo. E i 2 ragazzi le hanno realizzate che sono qui con noi, le hanno realizzate loro in tempo record, saltando sabati e domeniche finché non erano finite, tant'è che siamo partiti anche in ritardo perché eravamo in ritardo con tutto. Però tutto perfetto e quindi sarebbe un'altra sfida ancora continuare a fare il Giro del Mondo, quindi grazie a Cristian e a Francesca. Bene, con queste considerazioni ci sarebbe davvero ancora tanto da dire, ridò la linea al nostro Valerio Vargi con le immagini del nostro Antonio Carta. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata.
Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Difficile rapporto con le banche? Conta su CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. L'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Scopri le fette biscottate speciali Cellino. Latte e miele, cioccolfette e fette di bosco. Tutte senza lattosio e in comode monoporzioni da 4 fette. Per una fetta sempre biscottata. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente. Dopo una serie di vertici, il centrodestra ha scelto la candidata alla guida della città metropolitana di Cagliari. Il nome di Alessandra Zedda, ex vicepresidente del Consiglio regionale nella Giunta Solinas, è stato condiviso dalla maggior parte delle forze politiche di centrodestra presenti ai tavoli. Perché è arrivata la scelta di Alessandra Zedda? Perché per voi è la candidata ideale? La città di Cagliari ha bisogno di un candidato forte, autorevole, in grado di guidare la città di Cagliari, che si candida non soltanto a rimanere il punto di riferimento in Sardegna ma nell'intero Mediterraneo. Noi pensiamo che una figura di questo livello sia necessaria per giocare il ruolo che a Cagliari compete. Si stanno completando investimenti per centinaia di milioni di euro che renderanno la città molto più bella, più funzionale anche dal punto di vista del trasporto pubblico locale. Già è considerata una delle città più belle d'Europa, questo ruolo deve essere valorizzato al massimo anche dal punto di vista economico. È vero che la scelta del nome di Alessandra Zedda è stata fatta soprattutto grazie ai riformatori? No, c'è stata una scelta collegiale di tutta la coalizione. La coalizione ha realizzato una convergenza che io poche volte ho visto prima ed è stata veramente una scelta corale e condivisa su una figura di indiscussa autorevolezza. Ad opporsi per la scelta della candidata il partito Sardo d'Azione, che in seguito alle numerose divergenze ha deciso di abbandonare la coalizione. Io sono fortemente contento di questo perché sono convinto di aver fatto prendere la posizione giusta. Non è in discussione che ci fosse un candidato sindaco del Pisdazzi, questo assolutamente non è in discussione. La mia semplicemente richiesta di disponibilità non voleva dire assolutamente mettere in discussione un accordo che loro avevano già preso, noi sapevamo già tutto, e il modo con cui hanno trattato il Pisdazzi. Ma il mio obiettivo, guardate, era un altro, quello di riportare la totale indipendenza di questo partito staccandosi da questo cordone umbilicale della Lega. Noi non siamo indipendenti dalla Lega, non lo saremo più. Adesso c'è una scelta ben chiara e una linea di partito che andrà in modo fortemente indirizzata così al prossimo segretario, e io mi auguro che sia anche nuovamente Cristian Solinas perché è capace, però l'indicazione deve essere quella, mai più dipendenti di qualcuno. Noi siamo un partito che ha una storia di 103 anni, questa storia identitaria del partito Sardo d'Azione è fortemente radicata in Sardegna, siamo un partito a trazione regionale e così deve restare. Aperti al mondo, aperti all'Europa, con una visione molto aperta, però molto indipendenti. La Lega è stato un passaggio che i sardi non hanno mai condiviso questa alleanza, non hanno mai accettato questa alleanza.
Ora è arrivato il momento di prenderci la nostra totale libertà e ora siamo un partito veramente libero e poi non accettiamo che qualche cricchetta politica possa decidere sulle sorti del PISDAZ. La scelta sul mio nome è avvenuta quasi all'unanimità, escluso ovviamente il PISDAZ. Io spero che ci possa essere a breve il confronto tra chi è deputato ad averlo questo confronto, anche perché io posso solo dire che aspetto Gianni Chessa, aspetto il PISDAZ perché la coalizione possa essere più forte e più unita. Il lavoro deve essere corale, certamente in tutti questi anni vivendo a Cagliari so dove sono le principali difficoltà e sarà compito nel momento in cui dovessi avere l'onore di poter rappresentare ed essere guida di questa città, insieme alla coalizione e alla squadra metteremo in campo tutto ciò che sarà necessario per risolvere anche quelle che oggi sono le principali difficoltà e nevralgie della nostra bellissima Cagliari. È preferibile lasciare da parte alcuni concetti e alcune ideologie, occorre guardare davvero al bene e al futuro della città, ripartendo da ciò a cui bisogna dare valore. Non credo che quando uno accetta un'eredità se l'accetta non debba tenerne conto, non debba valorizzarla, non debba capire come fare per migliorare appunto e valorizzare quello che è il contenuto dell'eredità. Diversamente uno fa una rinuncia, allora non accetti neanche ovviamente la candidatura e la sfida. Credo che la città sia la città più bella del mondo, sia la città che ha però in questo momento bisogno di interventi importanti in tanti settori, come ho detto agli altri colleghi. Credo che le scelte debbano essere condivise, concertate e tanti occhi probabilmente potranno anche aiutare il prossimo sindaco a incidere in maniera tempestiva. Ecco, se c'è un elemento su cui vogliamo incidere è certamente il tempo. Quando si aprono i cantieri ci sono delle nevralgie nei confronti della popolazione, soprattutto delle attività commerciali, del sistema dei servizi della città, delle infrastrutture, e quindi credo che il tempo non sia una variabile indipendente, sarà determinante, ma sarà anche determinante capire che cosa hanno comportato ovviamente i cantieri aperti contemporaneamente. Massimo è stato già sindaco di questa città, se sceglierà di scendere in campo ci sarà un confronto leale, come è sempre stato il nostro rapporto in questi anni, anche lui una persona di indubbie capacità. Credo di essere però una proposta diversa. Il centrodestra ha deciso. I prossimi candidati come sindaco sono il rettore dell'Università Turritana, Gavino Mariotti, per Sassari, e Marco Tedde per Alghero. L'ufficializzazione congiunta dei due candidati si è svolta a Sassari alla presenza di dirigenti provinciali e regionali del centrodestra. Ho scelto di candidarmi perché penso di poter dare un contributo a questa città. La mia, come sapete tutti, non è una candidatura politica o partitica, mi è stato chiesto per portare le buone prassi e le buone esperienze che abbiamo avuto modo in questi 3 anni di sperimentare con l'università. Quindi mi voglio spendere per questa città perché è la mia città. Nel programma è presente tra le priorità la modifica della struttura amministrativa. E la seconda questione molto importante per quanto mi riguarda è allestire nel sistema amministrativo del Comune di Sassari quello che ho allestito nell'università, quindi un ufficio progetti, perché possa competere e prodigarsi al reperimento di fondi che andranno poi ad essere investiti sulla crescita di questo territorio. È un esperimento che ho già fatto con l'università, abbiamo aperto le sedi ad Olbia, abbiamo aperto le sedi a Nuoro, abbiamo organizzato un sistema territoriale che possa in qualche modo portare indotto e sviluppo. E la seconda questione molto importante per quanto mi riguarda è allestire nel sistema amministrativo del Comune di Sassari quello che ho allestito nell'università, quindi un ufficio progetti, perché possa competere e prodigarsi al reperimento di fondi che andranno poi ad essere investiti sulla crescita di questo territorio. Io sono una candidatura che vuole portare la sua esperienza, le sue idee, con condivisione, con una maggioranza che vincerà,
Credo che il centrodestra sia abbastanza unito, ma non solo, ci sono molte adesioni di civici, di persone che vogliono dare contributo a questa università. Parlo in modo particolare di qualche mio collega che mi ha già chiamato a mettersi a disposizione per dare un contributo. Il nostro è un contributo di lavoro, non è un contributo partitico o politico. Dopo i partiti fanno ovviamente ed evidentemente i giochi necessari per la loro crescita legittima, ma noi ci stiamo candidando a governare la città. Ho una grande stima di Nicola Lucchi, un mio amico da 30 anni, è una persona di assoluto valore e quindi non ho nessuna intenzione di avvelenare nessun pozzo. Per Marco Tedde, che si propone per un secondo mandato, l'obiettivo è far crescere Alghero e tutto il nord Sardegna. Abbiamo 3 porti, abbiamo un aeroporto, abbiamo un'università, abbiamo delle coste bellissime, abbiamo un entroterra altrettanto bello, però non riusciamo a brandire questi asset. Ora, quello che noi dobbiamo fare come territorio è innanzitutto promuovere la vera istituzione della città metropolitana, ottenere la perequazione che la legge già prevede ma non c'è stata mai data da Cagliari. Lavorare perché questo territorio si risvegli, perché la classe dirigente si risvegli. Oggi la classe dirigente sta attraversando una crisi indubbia da qualche anno per la verità, e quando parlo di classe dirigente non mi riferisco soltanto alla politica, ma mi riferisco anche ai sindacati, mi riferisco alle categorie imprenditoriali, alle rappresentanze imprenditoriali, mi riferisco al mondo della cultura. La classe dirigente si deve risvegliare, non possiamo lamentarci di cagliaricentrismo, ma ci dobbiamo lamentare del nostro Sassari marginalismo che è endogeno, è creato da noi, ma abbiamo sicuramente tanti motivi per risvegliare la classe dirigente e per condurre questo territorio verso un futuro migliore. Proseguono gli incontri nell'Oristanese dei partiti che hanno dato vita alla tornata elettorale appena conclusa. Questa volta a Bonarcado, nella sala congressi del centro turistico Samola, sono i vertici di Sardegna al centro 2020 che si incontrano. Per la prima volta, dopo, come asserisce ormai come un mantra Antonello Peru, il successo ottenuto passando da 0 a 40.000 voti registrati nella corsa alle elezioni del presidente della regione. Bonarcado al centro della Sardegna, perché oggi è il primo incontro di tutto il gruppo che affrontato assieme le scorse elezioni regionali. Non abbiamo avuto modo di farlo subito dopo il voto e lo stiamo facendo oggi a inizio legislatura, perché è giusto aver fatto il cammino assieme e riprenderlo tutti quanti assieme. Chi fa politica pensa esclusivamente al futuro. La parte di analisi del voto ormai l'hanno fatta in tanti e sarà sicuramente marginale nel nostro discorso di oggi. A Sassari il coordinamento provinciale ha deciso di dare continuità all'amministrazione uscente. Alghero, che è una città importante, in questi giorni il coordinamento cittadino di Alghero deciderà il da farsi, quindi Sardegna al centro dà molta autonomia e indipendenza territoriale. Questo è, noi siamo abituati a non farci imporre niente dall'alto e né noi dettiamo l'agenda ai nostri dirigenti. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Esiste una terra famosa per il suo grano, dove da generazioni si tramanda l'arte della macinazione, che una famiglia ha trasformato nel metodo Alma a doppia decorticazione. Alma, dal latino anima,
perché macina solo l'anima del chicco, quella più pura, che dà alla pasta un colore brillante e un gusto intenso. Così nasce la nuova pasta Cellino. Fratelli Cellino, mastri mugnai, dal 1955. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. E siamo anche questa settimana in chiusura di trasmissione. Chiudiamo con la piena attualità. Via libera alla 17ª legislatura. Abbiamo il nostro ospite, un mio amico, ma un grande protagonista di questo avvio di stagione politica a livello regionale. Parlo di Lorenzo Cozzolino, che ha avuto il privilegio di presiedere la prima assemblea. Ahimè, siccome sono il più anziano dei consiglieri, allora è toccato a me, è una soddisfazione meravigliosa, ero un po' emozionato anche perché il cerimoniale bisogna seguire tutta una serie di regole, allora io che sono un po' matto, tra virgolette, allora sono stato inquadrato ed è andato tutto bene, grazie a Dio. Ti sei preparato per molto tempo a questo nuovo incarico? 20 giorni, anche perché c'era da fare il discorso e poi c'è da vedere tutte le normative di legge che bisognava seguire con il giuramento sia del Presidente, sia degli assessori, sia dei consiglieri regionali. Lorenzo Cozzolino è un personaggio davvero speciale perché è pediatra, pneumologo e soprattutto un grande appassionato di due cose, di politica e di calcio. Calcio addirittura a livello operativo nel settore sanitario del Cagliari. Ma andiamo per ordine. Questo ritorno in via Roma, nell'assemblea consigliare dopo 5 anni di assenza. È importante perché io 5 anni prima, cioè giunta a Pigliaro, mi sono occupato di sanità, di mettere in mano con gli altri colleghi alla sanità pubblica, agli ospedali, a salvare ospedali di zona disagiata, ad aprire in periferia. Non ce l'abbiamo fatta e dopo 5 anni di assenza io torno più carico di prima perché in questi ultimi 5 anni io ho continuato a lavorare nella sanità pubblica, gli ultimi 3 anni sono stato in pronto soccorso pediatrico di Abruzzo e ho vissuto in prima mano il problema Covid con tutta l'organizzazione, per cui penso, spero e credo di poter dare una mano a mettere comunque sia a risolvere qualche problema della sanità pubblica. La Presidente, la prima donna Presidente della Regione, che tipo di contatto hai avuto? L'hai sostenuta con il tuo nuovo partito, il Partito Socialista Italiano, perché ricordiamo che precedentemente eri nel Partito Democratico. Una tua impressione della Presidente Todde? Intanto è una persona preparatissima che ascolta e poi viene da Nuoro che è una, come donne hanno una grossa proprietà di essere decise, per cui io sono convinto che faremo bene, indipendentemente dal fatto che una donna o meno, è una persona preparatissima, ripeto, che ascolta e conosce bene i problemi. Al primo punto ha messo la sanità, ha voluto assolutamente decidere la delega assessoriale e soprattutto io ti chiedo, ma perché siamo in questa fase di emergenza assoluta? Siamo in questa fase di emergenza assoluta perché purtroppo le scelte, non si dice mai le cose vecchie, però le scelte fatte negli ultimi 5 anni sono state deleterie, è stata abbandonata la sanità pubblica e neanche poi la sanità privata ha avuto un ritorno, per cui poi il Covid ha fatto ancora di più danni,
Per cui tenete conto che comunque la sanità la paghiamo noi e dunque da quel punto di vista dobbiamo cercare di mettere mano veramente alla sanità pubblica. Prima di tutto riprendere ad assumere i medici, perché è vergognoso che non abbiamo più medici generici e pediatri pubblici, quello è il discorso. Andiamo un attimo ad aprire una parentesi, hai accennato prima alla Covid. È stato un momento in cui la vostra categoria, l'Ordine dei Medici, in tutte le province della Sardegna si è trovata in grave difficoltà, perché c'erano dei colleghi che non erano d'accordo sulla vaccinazione. Che tipo di reazione hai avuto? Beh, la vaccinazione è fondamentale ed è stata fondamentale per diminuire l'incidenza della malattia. Si sono fatte tutta una serie di supposizioni, ma io per quanto riguarda bambini e ragazzini con vaccinazione noi abbiamo visto meno patologie dopo un anno, perché comunque ha risposto e sono patologie. Noi in 2 anni e mezzo di pronto soccorso pediatrica abbiamo visto un quadro di insufficienza respiratoria spiccata, per dire che il bambino comunque di base ha un'immunità che riusciva chissà perché ad essere più forte rispetto all'adulto per quanto riguarda il virus. Il virus colpiva i polmoni, la tua specializzazione. Perché sono morte tante persone? Perché intanto eravamo, dal punto di vista della terapia, eravamo molto ma molto indietro, cioè ci siamo scontrati su un virus che non avevamo capito bene quali farmaci potessero utilizzare. Poi perché il polmone? Perché è una delle prime vie che il virus trova venendo dall'aria, perché comunque è trasmesso per via aerea. Per cui abbiamo avuto difficoltà inizialmente, poi siamo riusciti sia come antinfiammatori sia come antibiotici a cercare di venirne a capo. Tu sei professionista della sanità da oltre 30 anni, quello 35 per la precisione. Quello del Covid è stato il momento più difficile della carriera? Sì, ed è stato più difficile perché ho capito che non si scherzava con questa forma virale, perché ci scappava, diciamo, il morto, mentre invece, peraltro, io ho conosciuto anche un'altra malattia ai primi anni e ho avuto anche l'esperienza di 2 morti, la pertosse. La pertosse 30 anni fa non era ben conosciuta e neanche la vaccinazione era obbligatoria, per cui ho visto morire un paio di bambini, ti sto parlando di 30-35 anni fa, di pertosse, per cui anche quella è stata un'esperienza terribile, però questa ancora molto, ma molto di più. Ritorniamo alla politica. Renato Soru, che decide di scendere in campo, lo trovate come avversario, che valutazione fai? Ma io dico sempre, le minestre riscaldate non servono. Soru ha delle idee meravigliose, però io sono del parere che se avesse fatto l'accordo con il campo largo, oggi avremmo non solo lui, ma anche dei suoi consiglieri che ci potevano e ci possono dare una mano. Sai, agire fuori dal Consiglio è sempre, tra virgolette, non positivo. Bisogna lottare all'interno del Consiglio. Ecco, mi dispiace solo per quello, perché è comunque una persona che ha delle idee, ha fatto in Sardegna grandi cose. La tua situazione politica personale, Partito Democratico, Area Popolari di Paolo Fadda e poi questo passaggio al Partito Socialista Italiano. Il problema è che io dal Popolare a PD è passato 20 anni, io sono stato 20 anni dal Popolare a Ulivo Margherita e poi PD. Negli ultimi 5 anni che non ce l'ho fatta ho visto, diciamo così, un comportamento non lineare per quanto riguarda il partito, e allora a quel punto i miei ideali non erano i loro e sono andato via. E devo dire la verità, ho trovato una casa che mi ha accolto e che, diciamo così, ha i suoi principi che vengono sposati dal sottoscritto. E oggi ti ritrovi a rappresentare questo partito, il Partito Socialista Italiano, in assemblea consigliare. Da solo saresti dovuti essere 2. Sì, è vero, per questione di quorum non ce l'abbiamo fatto il secondo, ma io dico adesso mi fermerò nel gruppo misto, poi è giusto che vada a fare diciamo così, un gruppo tecnico con i gruppi del centrosinistra, perché io sono centrosinistra. Hai fama di super tifoso del Cagliari.
apriamo anche questa parentesi. Ma il Cagliari di Ranieri si salva? Sì, si salva, sono fermamente convinto che si salve. Il discorso è che abbiamo iniziato male, però sono stati azzeccati gli acquisti di gennaio, perché sia Mina sia Gaetano sono dei ragazzi che sia in difesa sia a centrocampo hanno dato hanno fatto salire la tecnica della squadra, e dunque io sono convinto, lo dicono anche in Curva Nord, risorgeremo, l'ha detto Claudio Ranieri. Segui il settore giovanile del Cagliari, i più piccoli, ma una volta alla settimana segui anche la primavera di Pisacane, che è diventato il fiore all'occhiello del Cagliari. Sì, Pisacane è una persona non solo meravigliosa, ma mette la sua esperienza, la sua grinta verso i ragazzi. Devo dire la verità, c'è un ambiente meraviglioso, i ragazzi lo seguono, e Fabio è una persona che premia se deve premiare, non esistono per lui meriti o meno, no, chi è più bravo gioca. Ritorniamo alla politica e ci avviamo alla conclusione. Io ricordo 2015, insieme a Daniela Forma, avete promosso un progetto di legge che riguardava la famiglia. Come aiutare la famiglia, come combattere la denatalità. E questa è una legge che è stata fatta, però ahimè non è stata applicata. Io ho altri due leggi fondamentali in Sardegna. L'endometriosi, noi abbiamo una patologia enorme sulla donna per l'endometriosi, abbiamo una legge, siamo stati uno dei primi in Italia ad averla, e l'altra è i disturbi specifici di apprendimento, cioè bambini che hanno una dislessia, disgrafia. Beh, noi siamo gli unici che possiamo come legge dire che la certificazione per questi bambini può essere fatta anche da strutture private, non solo pubbliche, perché la neuropsichiatria infantile a Cagliari ha tempi di attesa di 1 anno. Il bambino ha bisogno di intervenire immediatamente e precocemente sul disturbo, dunque dobbiamo per forza sbloccare anche questa situazione. E ripeto, è una legge che abbiamo fatto 7-8 anni fa, non è mai stata applicata. Io nel momento in cui entrerò in consiglio regionale, in Commissione Sanità, queste due leggi e la legge sulla famiglia vanno ripresentate, anzi ricordami i particolari di quella legge che, se non vado errando, aveva un budget di 20 milioni di euro. Esatto, di 20 milioni di euro, anche perché bisogna aiutare le famiglie in sovrannumero, famiglie che hanno difficoltà a sbarcare il lunario, e questa era una legge che poteva dare una mano, solo che è stata messa da parte, non so perché, quale discorso. Chiusura di trasmissione. Ti aspettavi la vittoria del centro-sinistra della coalizione larga? Sì, mi aspettavo, perché gli umori di Cagliari non erano buoni per il sindaco, ero convinto che Cagliari non l'avrebbe premiato, e così è stato. E quindi è stato più demerito di Truzzu che merito della Todde? Che bella domanda. Beh, entrambe le cose. Grazie Lorenzo Cossolino, e buon lavoro per questi 5 anni. Grazie. Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fratelli Cellino, la qualità è emozione. Richiedi al tuo negoziante di fiducia i prodotti del mercato agroalimentare della Sardegna. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna.